Assessore Telesca, inaugurato oggi il centro di assistenza primaria a Zugliano, un altro tassello della riforma sanitaria. Beh, un importantissimo tassello, perché qui l'azienda udinese con il terzo centro di assistenza primaria sta realizzando perfettamente quello che è lo spirito della sanità moderna, della sanità che abbiamo previsto nella riforma. Questi centri di assistenza primaria sono i luoghi dell'integrazione. C'è l'altissima specialità ospedaliera, abbiamo visto come per esempio il professore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Udine sia stato qui per dare la sua collaborazione, perché qui ci sarà anche un importante percorso nascita. Ci sono qui le integrazioni con l'ambito socioassistenziale, ci sono ovviamente i medici di famiglia, ci sono gli infermieri, i terapisti della riabilitazione, gli psicologi. È davvero un punto di sanità sul territorio, ma non isolata, perché la sanità territoriale non è un'isola, è collegata strettamente a tutto il sistema, soprattutto al sistema ospedaliero, e qui si è dimostrata la possibilità che è veramente possibile fare la sanità innovativa, è possibile mettere intorno a un tavolo tutti i professionisti, dall'alta specialità ospedaliera al medico di famiglia, agli infermieri, agli assistenti sociali, e credo che questo sia la grande scommessa del futuro. Bisogna dire che ovviamente per arrivare a queste realizzazioni ci vuole del tempo, c'è stato il tempo necessario per costruire tutto questo, comprese le relazioni, le regole che sono da scrivere, la struttura c'era già per fortuna in questo caso, e io credo che andando avanti così nel giro veramente di poco riusciremo a coprire il nostro territorio regionale di una sanità, di funzioni sanitarie anche sul territorio e vicino ai cittadini, che sono la vera risposta della sanità del futuro.